Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie B? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e lcnsport.it. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Ben ritrovati a tutti amici di LCN Warm Up, siamo di nuovo qui nel nostro studio dopo una settimana che è stata decisamente intensa. Arriviamo oggi alla vigilia di Lecco Cremonese dopo giorni che davvero hanno rivoluzionato completamente la squadra bluceleste. Facciamo un po' il punto della situazione. Intanto, tanto per cominciare, siamo reduci, come ricorderete, dalla bruttissima sconfitta della scorsa settimana allo stadio Garilli di Piacenza contro la Feralpi Salò. Una partita direi umiliante per il Lecco, per tutti i tifosi blucelesti che hanno assistito impotenti a un 5-1 molto pesante, arrivato anche in maniera comunque inattesa perché nessuno penso si aspettava una sconfitta di tali proporzioni lì appunto a Piacenza. È arrivata, il Lecco ci ha sicuramente lavorato in settimana perché una sconfitta del genere non può assolutamente essere ripetuta, soprattutto in questa fase della stagione in cui ormai non si può davvero più sbagliare. Ma è stata una settimana intensa soprattutto sul fronte del calciomercato. Abbiamo parlato, l'ho fatto io poco fa, di rivoluzione, lo abbiamo fatto anche ieri, comunque nei giorni scorsi su tutti i nostri canali quando vi abbiamo portato contenuto dopo contenuto a raccontarvi quello che appunto è stato il lavoro svolto dalla società e dalla dirigenza per rinforzare la squadra, che appunto è un lavoro che è coinciso con un totale di 29, quindi tantissime operazioni tra entrate e uscite, quindi un lavoro davvero imponente, un lavoro di squadra che ha coinvolto comunque tutte le componenti della società e che è stato tra l'altro illustrato oggi anche in conferenza stampa sia dal presidente Cristian Di Nunno sia dal DS Domenico Fracchiolla, che tra l'altro noi di LCN Sport avevamo già intercettato ieri sera, giovedì sera all'Hotel Sheraton di Milano, dove si è concluso ufficialmente il calciomercato invernale. Il presidente lo ha sottolineato a più riprese anche a nome comunque del patron, come la società creda molto nella salvezza. L'obiettivo del Lecco è questo, è dichiarato, e adesso davvero non si potrà fare altro che provarci fino alla fine, perché i colpi che la società appunto ha messo in atto, ha concretizzato, vanno proprio in questa direzione. Quindi la società non si è tirata indietro, ha investito quello che riteneva opportuno investire, perché conservare la categoria sarebbe davvero quasi come vincere una Champions League o un mondiale se si parla di una nazionale, quindi comunque un obiettivo davvero importante. I due colpi più significativi, quantomeno a livello anche di immagine, sono sicuramente quelli di Roberto Inglese ed Elio Capradossi, quindi due giocatori di grande esperienza che hanno poco bisogno di presentazioni, ma in generale sono tanti, come già vi abbiamo raccontato, appunto i nuovi acquisti, i nuovi arrivi, tra cui il DS ha sottolineato anche quello di Marco Frigerio, di cui vi abbiamo già parlato la scorsa settimana, perché è un investimento che ha un senso anche in prospettiva oltre che nel presente, essendo comunque un giocatore acquistato a titolo definitivo dal Lecco, molto giovane, quindi con grandi margini di miglioramento, che potrebbe anche magari in futuro regalare una plusvalenza importante, significativa al Lecco, un po' come quella che è arrivata dalla cessione dolorosa ma comunque poi ritenuta inevitabile di Di Stefano, che tra l'altro aveva segnato il suo primo e unico gol in blu celeste solo un paio di settimane fa a Catanzaro. Quindi una vera rivoluzione, lo dicevamo, che però ha lasciato chiaramente a Lecco alcuni degli elementi che componevano lo zoccolo duro della scorsa stagione, mentre ne sono stati salutati altri come Battistini, Capitan Giudici, quindi tanti se ne sono andati, ma chiaramente alcuni sono restati. Ora i leader della squadra possono essere sicuramente identificati in Seliak, che avrà ancora la fascia da capitano, ma soprattutto in Lepore e in Buso. Buso che, tornando un attimo all'oggi, non
non ci sarà nella gara di domani, quindi una perdita non da poco per la squadra bluceleste, dovuta non a un infortunio fortunatamente ma a un virus intestinale che ha colpito tra l'altro anche Melgrati, Bianconi, quindi diverse defezioni nella squadra bluceleste in vista della gara di domani, ma anche comunque alcuni recuperi. Ormai Caporale, che già comunque era sceso in campo la scorsa settimana, è a tutti gli effetti disponibile, come anche alcuni dei nuovi acquisti. Chiaramente sarà difficile vedere dal primo minuto gli stessi Inglese e Capradossi, mentre potrebbe essere arrivato il momento di vedere altri giocatori in campo, soprattutto alla luce di queste defezioni citate. Quindi, tornando a concentrarci sulla partita di domani, lasciando un po' indietro per adesso il calciomercato, in conferenza stampa è intervenuto come di consueto anche il tecnico Emiliano Bonazzoli, che la scorsa settimana, insieme agli altri componenti del suo staff, a partire da Andrea Malgrati, era sembrato davvero sull'orlo dell'esonero. La società, la proprietà hanno fatto delle riflessioni serie su questo tema e poi hanno ritenuto di andare avanti, a dare la massima fiducia comunque a Bonazzoli e al suo staff, scegliendo invece di rinforzare la squadra con tutti i nuovi acquisti che abbiamo appena citato. Quindi il tecnico ha ripreso chiaramente ad allenare la squadra fin dall'inizio della settimana e ha parlato di un gruppo che comunque ha il fuoco dentro. Lui ha assicurato di aver visto tanta voglia da parte dei suoi giocatori, che sono pronti appunto domani a scendere in campo con quella che è una squadra decisamente attrezzata. La Cremonese è seconda in classifica in Serie B e punta a vincere il campionato, lo sappiamo, lo sapevamo già all'andata quando il Lecco aveva perso allo stadio Zini di misura per 1-0 in una partita che forse aveva anche meritato di pareggiare, lasciando da parte anche quell'episodio di un possibile rigore per i blucelesti che aveva fatto un po' discutere. Quindi comunque una squadra, la Cremonese, che arriverà a Lecco con davvero le migliori intenzioni, perché non vuole assolutamente interrompere un momento di forma che sta risultando davvero straordinario. Lo sa anche appunto lo stesso tecnico Emiliano Bonazzoli, lo sanno tutti gli altri componenti del suo staff, e appunto il tecnico ha parlato anche di questo tema in conferenza stampa, oltre che, come già vi dicevo, di tutta la rivoluzione che è stata fatta sul mercato. Vi faccio ora ascoltare alcune delle sue dichiarazioni. Soprattutto perché veniamo da una sconfitta pesante con la nostra diretta concorrente per la salvezza, quindi bisogna resettare, dimenticare quello che è stato sabato scorso, guardare la partita di domani e questa settimana sul campo. I ragazzi sono allenati bene, dedizione, spirito giusto, fuoco dentro per far dimenticare il risultato scorso. Quindi secondo me è una settimana importante per quanto riguarda il campo, per quanto riguarda gli allenamenti. Dicevi per gli acquisti, ragazzi nuovi ne sono arrivati questa settimana, quindi abbiamo cercato subito di inserirli, sia sul profilo tecnico-tattico che comunque spogliatoio. Si sono inseriti bene, Gerardi inizio settimana, Listowski settimana scorsa, Frigerio, si vede che comunque stanno prendendo il passo di quelli ragazzi che c'erano già, stanno capendo le idee di quello che vogliamo. Sono arrivati stamattina Capradossi, Inglese, quindi piano piano sono arrivati abbastanza bene. Piano piano cercheremo di inculcare le nostre idee e vediamo se già da domani vedete in campo cantarsi in avanti. Incontriamo una squadra che è seconda in classifica, ha fatto vedere a tutti che vuole vincere il campionato insieme al Parma, e lì ha speso, come dicevi, ha fatto due acquisti importantissimi, Jonsen e Palletti. Una squadra con un'identità importante, un'identità ben precisa, giocatori che sono usciti dalla Serie A e sono rimasti quasi tutti. Una società che vuole vincere il campionato, sicuramente non è una squadra facile da affrontare, ma abbiamo visto che nessuna squadra sulla carta è semplice. Sicuramente i stimoli saranno doppio, venendo da una sconfitta e andando a affrontare una squadra attrezzata come la Cremonese, quindi sulla palla sta a noi, passa a noi.
Bene, quindi avete sentito un po' le parole di mister Emiliano Bonazzoli, avete sentito appunto qual è l'aria che diciamo tira sul Rigamonti Ceppi. Adesso bisogna sottolineare anche che sarà importante per il Lecco cercare di compattare al meglio il gruppo con tutti i nuovi arrivi, cercare di trovare gli equilibri giusti, di gestire al meglio le forze a disposizione, perché è come se d'ora in poi iniziasse davvero un'altra stagione per la squadra bluceleste, che d'ora in poi non potrà davvero più sbagliare se vorrà conquistare una salvezza che avrebbe un peso importantissimo. Tornando però a parlare della Cremonese, appunto avete sentito che il tecnico lecchese considera la squadra avversaria di domani come una squadra davvero forte, giustamente, una squadra con un'identità precisa. E sa bene che, a differenza del Lecco, che ha perso tutte le 3 partite giocate in questo 2024, ha iniziato l'anno nel migliore dei modi, con 3 vittorie su 3, con una difesa quasi imperforabile, perché davvero la Cremonese prende pochissimi gol, complice anche un'ottima, oltre che alla fase difensiva ottima, anche di ottime prestazioni da parte dei portieri. A questo proposito però bisogna sottolineare che domani la squadra di Giovanni Stroppa si presenterà a Rigamonti Ceppi con alcune defezioni non indifferenti, tra cui quella del portiere Jungdahl, che al 90% non sarà a disposizione appunto, ma anche di giocatori molto esperti come Vasquez, come Collocolo, Pickel, Maier, che ha dovuto dare forfait all'ultimo minuto, quindi diverse defezioni per una squadra che comunque non dovrebbe avere nessun problema a presentarsi a Lecco per fare una partita di alto livello. A questo proposito, per farvi capire un po' meglio qual è la situazione in casa della Cremonese, vi offro adesso il contributo ricevuto da un collega di Cremona, Andrea Ferrari, che ci ha spiegato al meglio qual è la situazione, alla luce anche dei movimenti di mercato che hanno portato anche a Cremona dei giocatori non da poco, tra cui Jonsen, che era al Venezia fino a poche settimane fa, quindi la Cremonese è stata capace di strappare un giocatore importante, è una concorrente per la promozione diretta in Serie A, ma anche un giocatore come Falletti, e poi soprattutto Marrone, che ha lasciato, uno dei tanti giocatori che ha lasciato il Lecco in questi giorni e che si è accasato proprio alla Cremonese, quindi a pochi giorni di distanza tornerà proprio a Rigamonti Ceppi, ma da avversario. Quindi ora lascio davvero la parola al collega di Cremona per un focus sulla squadra avversaria. Manca poco al Lecco Cremonese. La Cremonese viene etichettata un po' come la regina del calciomercato invernale per i 4 acquisti che ha fatto, sicuramente tutti importanti, tutti già pronti alla fine per giocare per questa categoria. Uno per ruolo, Livieri in porta, in difesa Marrone proprio dal Lecco, a centrocampo Falletti e davanti la qualità, la velocità, la tecnica di Jonsen dal Venezia, quindi strappato da una diretta concorrente alla promozione diretta. Cremonese che appunto è al secondo posto, alla pari dello stesso Venezia, 41 punti. Ha cominciato molto bene il nuovo anno con le 3 vittorie su 3, era un po' quello che ci si aspettava, ma soprattutto quello che sorprende è la tenuta difensiva, perché questa squadra nelle ultime 6 partite in casa non ha mai preso gol, le ha tutte vinte, e in questo 2024 non ha ancora preso gol, avendo vinto 1-0 tutte e 3 le partite che si sono disputate. Per quanto riguarda però la partita di domani contro il Lecco, la Cremonese ha diverse assenze, è vero che è una squadra comunque ricca di qualità, tanti giocatori utili alla causa, e quindi Stroppa comunque pescherà bene a prescindere, però mancano buon aiuto a centrocampo, Pickel che è ancora in Coppa d'Africa, manca Maier, novità dell'ultima ora perché ha la febbre, manca Collocolo infortunato, mancano Tuia e Ravanelli infortunati in difesa, manca Vasquez per la prima volta in stagione perché è squalificato, quindi diverse assenze. Neanche Jungdahl sta benissimo tra i pali, quindi probabilmente il 3-5-2 sarà con Livieri tra i pali. Nella difesa a 3 Lociosvili vicino a Bianchetti e Antov, a centrocampo Castagnetti davanti alla difesa, scelte obbligate come mezzali, a destra Abrego, a sinistra Falletti, esterno destro Sernicola, a sinistra Zanimacchia, e in attacco probabilmente ci sarà Zaju vicino a Coda e non Jonsen. Queste dovrebbero essere le scelte di Stroppa. Cremonese che tenta di evitare quello che è successo a dicembre in casa dell'ultima in classifica di allora, la Feralpi Salò, perse 1-0 in maniera abbastanza sorprendente, e domani deve evitare che questo accada contro la nuova ultima in classifica. Ciao a tutti.
chi va alla ricerca della purezza, chi va d'accordo con il pianeta, chi va oltre il solito fondente, chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Rieccoci qui, ringrazio ancora il collega Andrea Ferrari per il prezioso contributo che ci ha aiutato a capire meglio qual è la situazione in casa cremonese, e oggi tra l'altro ha parlato anche in conferenza stampa Giovanni Stroppa, quindi il tecnico della formazione lombarda, che si è concentrato su vari aspetti, chiaramente anche sul mercato, parlando dei vari acquisti, dicendosi comunque molto soddisfatto di quello del lavoro svolto dalla società, anche dello stesso Marrone che ha definito un acquisto importante, e poi ha parlato ovviamente della gara di domani, ricordando tra l'altro che la Cremonese non molto tempo fa ha perso una partita in maniera un po' inaspettata contro la Feralpi Salò, quindi una squadra che, al di là del fatto che settimana scorsa ha sconfitto il Lecco, era comunque all'ultimo posto in classifica, quindi nella situazione decisamente calda in cui si trova attualmente la squadra bluceleste. Quindi in conferenza stampa Giovanni Stroppa ha sottolineato proprio come la sua squadra dovrà prestare particolare attenzione alla partita di domani. Lui ha detto che serve sempre far tesoro di tutte le situazioni, dice, adesso vi facciamo leggere comunque un estratto delle sue dichiarazioni, dice che anche se poi la parola chiaramente spetta sempre al campo, io mi rifaccio al pensiero che avevo all'andata, al di là del mercato che potrà mostrare cose diverse, dice, il Lecco è una squadra allenata bene e in grado di mettere in difficoltà tutti sul piano agonistico. Dovremo tener conto del campo e dello stadio in cui giocheremo perché non è semplice. Proprio per questo motivo, conclude, dovremmo essere ancora più bravi a fare la prestazione che vogliamo. Quindi da parte della Cremonese c'è anche da tenere presente appunto il fattore campo. Sappiamo che lo stadio Riga Monticeppi può essere un fattore in più per la squadra bluceleste, ha saputo mettere in difficoltà anche corazzate come il Parma, come il Bari, comunque squadre importanti, quindi vedremo se anche domani la squadra bluceleste saprà sfruttarlo a proprio favore. Per quanto riguarda i precedenti, sono 42 in totale tra le due squadre, quindi un buon numero. Il bilancio pende a favore della squadra ospite che ha vinto 19 partite, i blucelesti invece ne hanno vinte 7, pareggiate 16, con 34 gol segnati in totale e 51 subiti. Quindi ora, prima di salutarvi, vi lascio con un ultimo spot e poi ci ritroviamo qui per le probabili formazioni delle due squadre per accompagnarvi appunto alla partita di domani. Voglio il mago pistacchio, la macchina dei popcorn, le bolle di sapone e la torta unicorno. Allora io voglio una squadra. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Altrimenti stavo con mamma. Scendi. Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR 4.0 full optional di serie e tu a 19.900 euro in pronta consegna. Puoi avere tutto, tranne la simpatia di tuo marito. Concessionaria ufficiale DR Automobiles per Lecco e provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. Bene, quindi è il momento tanto atteso da tutti voi tifosi, è il momento delle probabili formazioni. Per quanto riguarda la Cremonese andrò abbastanza veloce perché avete già sentito comunque il contributo del collega di Cremona che ha spiegato bene quale potrebbe essere la situazione alla luce delle tante defezioni della squadra. In porta dovrebbe esserci Livieri, quindi squadra schierata con un 3-5-2, Antov, Bianchetti e Lokoshvili in difesa, Sernicola, Abrego al posto dell'assente Maier, Castagnetti, Falletti e Zanimacchia a centrocampo, in attacco Coda e Sajut. Quindi questa è la formazione della Cremonese che ricalca abbastanza da vicino quella vista comunque in altre uscite recenti. Per quanto riguarda il Lecco, in questo caso abbiamo qualche incertezza in più perché comunque, come già vi dicevo, i nuovi arrivi sono davvero tanti, quindi adesso davvero la squadra bluceleste ha a disposizione molte più alternative rispetto a prima. La certezza però è che si dovrebbe scendere in campo ancora con il 4-3-3 perché sia Emiliano Bonazzoli che comunque il DS Fracchiolla hanno sottolineato l'importanza di non rovinare gli equilibri che finora sono stati trovati da questo punto di vista. In porta potrebbe esserci già l'esordio di Lamanna
non essendo appunto Melgrati al meglio e con la possibilità comunque di vedere il nuovo arrivato proprio come primo portiere d'ora in avanti. Difesa con Lepo, Ressegliak, il nuovo arrivato Ierardi e Caporale che ormai è rientrato al meglio dopo l'infortunio. Centrocampo con volti vecchi diciamo, quindi Sersanti, Galli e Ionizza. Attacco con Crociata e Novakovic e Salcedo, ipotizziamo in assenza di Buso, quindi potremo avere anche altre soluzioni chiaramente in futuro, lo stesso Parigi, comunque anche altri nuovi acquisti, ma per domani appunto ci sentiamo di dare fiducia e comunque le indicazioni sembrano portare proprio verso la titolarità di Salcedo. Quindi direi che oggi è tutto, una puntata comunque intensa perché siamo reduci da una settimana, come vi ho detto, davvero importante, che potrebbe davvero segnare comunque il prossimo futuro del Lecco e dirci se appunto la categoria potrà essere confermata. La stagione è ancora lunga, lo sappiamo, la classifica è corta, quindi il Lecco ha davvero tutto il tempo per dare il massimo e per conquistare una salvezza che sarebbe qualcosa di quasi miracoloso, comunque importantissimo. Quindi vi ringrazio davvero tanto per l'attenzione, ci vediamo domani, l'appuntamento allo Stadio Riga Monticeppi alle 16:15, vi racconteremo Lecco Cremonese come di consueto a LCN Stadio e poi torneremo qui con LCN Aftermatch per raccontarvi tutto quello che sarà successo e poi guardare anche avanti a quelli che saranno i prossimi impegni. Quindi vi ringrazio ancora, vi saluto, forza Lecco sempre.